Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon mercoledì 13 di maggio e siamo arrivati ad un mese. Proprio un mese fa nasceva Io Compro Siciliano e oggi il mio grazie è particolarmente felice, è particolarmente forte perché il nostro grazie di oggi è 200.000, 100 volte grazie. Grazie, proprio questa notte il nostro meraviglioso gruppo di amici, perché ormai così diciamo è arrivato ad un numero così importante e questo, come sapete, è la nostra felice conferma che continuiamo a costruire con quello che è il nostro sogno di poter proiettare il nostro Made in Sicily, non solo come scelta che quotidianamente facciamo, ma anche per tutto quello che riguarda un pensiero ed una progettualità che oggi non sono solo idee ma diventano fatti. Noi sono tanti gli amici che quotidianamente entrano a far parte del nostro gruppo di Io Compro Siciliano. Volevo rammentare alcune cose importanti e fondamentali. Ci sono delle regole che noi abbiamo voluto inserire proprio perché essendo tanti abbiamo dato un numero di post che quotidianamente possono essere pubblicati, sono due. Le regole li troverete proprio con un video fatto da Francesco Caravello, che è uno dei tre ideatori, gli altri due meravigliosi ideatori di Io Compro Siciliano sono Davide Morici e Giuseppe Giorgianni, che fra poco faremo entrare in diretta. Francesco Caravello, dicevo, proprio ad inizio della nostra pagina ha fatto un po' un video tutorial integrato anche da un altro video mio, appunto insieme a questo di Francesco, che dà le linee generali per poter pubblicare, quindi le informazioni che i post devono contenere e anche le metodologie che vanno applicate e considerate. Questo vi diciamo fatelo perché anche per chiarezza ed è una cosa importante. Ancora vi diciamo scriveteci sempre per chiedere informazioni al nostro info@iocomprosiciliano.com, ancora per proporre i vostri progetti, perché sapete che noi siamo sempre ben felici di accogliere le nuove proposte e fatelo scrivendo a proposte@iocomprosiciliano.com, ma ancora fondamentale, sapete, per la realizzazione del nostro meraviglioso e grandioso database legato a tutte le aziende, compilate il form che trovate sempre nella parte superiore della nostra pagina per inserire dati relativi alle vostre aziende. Oggi abbiamo ad apertura di questo appuntamento, l'abbiamo voluto fare perché come sapete oggi siamo nella meravigliosa città di Taormina e allora lì ad attenderci prima di presentare il nostro ospite di oggi c'è il padrone di casa, abbiamo l'ingegner Giuseppe Giorgianni. Ecco qui, lo vedo, sta per entrare. Buongiorno, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a tutti, a tutto il gruppo, meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano. Allora, meraviglia, io oggi, questa mattina, quando ho aperto gli occhi ed ero felice, felice perché proprio questa notte abbiamo superato i 200.000 e poi perché questa mattina, accendendo la TV, guardando quella che è il TG regionale, proprio su Rai 3, c'era Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello per parlare di Io Compro Siciliano. Sì, sì, stamattina siamo stati
invitati su Rai 3 proprio per raccontare, per diciamo dare questa visione del nostro progetto, del progetto Io Compro Siciliano. Diciamo che quando abbiamo iniziato io, Davide Morici e Francesco Caravello eravamo consapevoli della forza del progetto, ma non potevamo certo immaginare un numero così rilevante di adesioni nel giro di soli 30 giorni. E questo veramente ci riempie il cuore di gioia e ci rende sempre più consapevoli che comunque questo nasce sicuramente da un'esigenza già presente tra i siciliani a cui Io Compro Siciliano ha dato semplicemente voce. Sicuramente Io Compro Siciliano è nato in un momento storico delicato per la Sicilia, per l'intera Italia, ma è nato con tutta la passione e il cuore che ci mettiamo sempre nelle cose che facciamo giornalmente, sia io, sia Davide, sia Francesco. È nato, diciamo, con l'intento all'inizio di creare, di dare, di fornire alle persone impaurite dal momento particolare e quindi di fornire un ottimismo consapevole, come io spesso affermo, che è proprio questo ottimismo che permettesse alle persone di superare questo momento e soprattutto anche a contribuire al rafforzamento delle economie locali, di quella cosiddetta economia a chilometro zero, che era e che pensiamo che sia una delle fonti principali per poter diciamo ripartire in modo più rapido alla ripartenza dopo questo problema molto, molto serio. Io Compro Siciliano, voi proprio settimana scorsa avete con una edizione speciale spiegato quello che saranno le nuove applicazioni legate appunto al grande pensiero di Io Compro Siciliano, che si svilupperà prevalentemente in 3 punti. Sì, sì, noi abbiamo presentato appunto le progettualità future di Io Compro Siciliano, cioè quello che andrà a regime proprio che sarà proprio il frutto concreto di migliaia di idee, proposte, consigli che proprio ci sono arrivate da tutti i membri del gruppo. La seconda fase infatti prevede diciamo l'utilizzo più incisivo di strumenti particolari che potranno aiutare, quindi sostenere anche soprattutto le imprese più piccole e meno strutturate, al fine comunque di renderle sempre più competitivi non solo sui mercati locali, ma di porli su un mercato nazionale ed internazionale. E questo è importante perché stiamo cercando proprio di inserire all'interno delle progettualità veramente quasi tutti i membri di Io Compro Siciliano. Da un lato abbiamo circa 200.000 persone che sono i consumatori, dall'altro abbiamo più di 1.500 aziende che ci hanno aderito, hanno compilato quel form che noi abbiamo inserito sia sulla pagina, sia sul gruppo e sia sul nostro sito momentaneamente offline, tra virgolette, perché comunque c'è solo la possibilità di registrare l'azienda, ma che molto presto vedrà proprio la nascita di uno dei 3 punti essenziali del nostro progetto. Che sono, magari ne approfitto per elencarli, noi stiamo per lanciare il più grande marketplace del Sud Italia relativo al Made in Sicily, sicuramente il più grande marketplace mai realizzato prima. All'interno noi permetteremo proprio alle aziende di inserire, forniremo alle aziende una sorta di negozio virtuale dove ogni azienda potrà inserire i propri prodotti e quindi metterli in luce in questo grande contenitore di eccellenze siciliane.
Naturalmente partiremo da quelle, dalle categorie merceologiche che più sono emerse nel corso del gruppo stesso, e in particolar modo l'enogastronomia, l'artigianato, l'abbigliamento, gli accessori. Inseriremo anche i servizi, ma nello stesso tempo stiamo cercando e stiamo lavorando anche ad una parte del portale dove si potranno inserire gli annunci. Gli annunci sono una parte importante perché danno voce anche a quelle realtà che ancora non sono imprenditoriali, ma che rappresentano un esempio concreto della creatività del popolo siciliano. Io ho visto tantissimi artisti, tantissimi veramente che postano dei quadri meravigliosi, veramente delle delle particolarità, delle opere, eccellenze. E sì. questo lo faremo proprio in una sezione, sì, assolutamente, in una sezione dedicata. Naturalmente non stiamo guardando solo alla versione online, quindi al marketplace, ma stiamo lavorando per creare dei corner all'interno dei vari punti tradizionali, sia della grande distribuzione sia del canale Oreca, presentando un po' i prodotti che aderiranno al progetto Io Compro Siciliano con una visione diversa, con una visione che non sia solo quella regionale, ma anche lanciandole a livello nazionale ed internazionale. Quindi stiamo creando proprio, anzi abbiamo già, posso affermarlo, che abbiamo già stretto degli accordi con di partnership per la distribuzione a livello nazionale e anche in alcuni paesi, tra cui Cina, tra cui Stati Uniti. Abbiamo iniziato diciamo a discutere con altri paesi, siamo pronti anche in Svezia e in Belgio. Insomma, ci stiamo muovendo a 360 gradi, un lavoro enorme, un lavoro che ci ha proiettato veramente in una situazione in cui veramente lavoriamo 14 ore al giorno su questo progetto, ma con grande veramente soddisfazione, perché poi alla fine la soddisfazione più grande anche è quella di vedere La delle persone che ti condivisione, scrivono no, e ti certo, esortano ad andare avanti a cercare di assolutamente, costruire sempre di più. assolutamente. Una cosa che volevo Sì, sottolineare proprio assolutamente, no, volevo finire questa sì, parte perché poi magari metto in evidenza anche le altre due parti importanti del progetto, ma volevo sottolineare anche quello che stiamo cercando di creare per poter proiettare finalmente il Made in Sicily come merita, soprattutto anche in mercati quelli grandi, quelli immensi, tipo Cina, Stati Uniti, dove realmente la Sicilia non si potrebbe permettere di andare ad aggredire. Perché questo? Perché molto spesso in questi mercati hanno bisogno di quantitativi enormi di prodotti e questo abbiamo pensato ad una piattaforma di sharing factory. Cosa significa? Significa che la produzione necessaria proprio per arrivare nella grande distribuzione, quindi in questi mercati grandissimi, sarà garantita da tante piccole produzioni artigianali sparse in tutta la Sicilia, però disciplinati proprio che tutte queste piccole produzioni andranno a rispettare proprio un unico disciplinare condiviso. Quindi tutti faranno la stessa cosa secondo un disciplinare per avere un prodotto uguale in tutte le produzioni, e questo ci permetterà sicuramente di proiettare proprio queste e di superare soprattutto una volta per tutte le problematiche emerse nel corso degli anni. Io molti mi conoscono, faccio diciamo internazionalizzazione delle imprese da circa 20 anni e andando proprio in questi mercati grandi tipo la Cina. Io ho avuto 2 anni fa anche un'esperienza con un'azienda con cui facevo una consulenza, proprio era quello di avere grandi quantità da immettere sul mercato, e questo lo si può fare unendo, quindi partendo sempre da quell'unione che noi di vi fate sempre diffondere, di portavoce, pronunciare sempre, infatti. l'unione dei siciliani che assolutamente, assolutamente.
Un'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che non stiamo pensando solo a questa parte, ma pensando sicuramente e quindi stiamo proiettando i nostri sforzi anche su una delle parti essenziali, diciamo una parte importante dell'economia siciliana, che è quella del turismo. Il turismo è una delle parti più importanti. La Sicilia dovrebbe essere prettamente turismo esperienziale, perché comunque realmente la Sicilia è esperienza. Io ogni volta che porto qualcuno o che viene una prima volta qualcuno in Sicilia, la cosa che emerge è il fatto che la Sicilia è un'esperienza che si vive tutti i giorni in ogni angolo della nostra meravigliosa isola. E questo lo faremo sicuramente attraverso il lancio di due portali. Uno è il portale unico del turismo, che si chiama SeaHost, e sarà un portale dove tutte le strutture alberghiere, extraalberghiere, ma diciamo in senso lato cercheremo di coinvolgere tutti gli attori del comparto, quindi praticamente senza dimenticare che l'indotto rappresenta sicuramente una spina dorsale importante del settore turismo, e qui lo faremo con degli strumenti che spero molto presto verranno attualizzati, perché ci stanno lavorando in questo momento. Ecco, e ne approfitto, apro parentesi, volevo ringraziare veramente tutte le persone che stanno dietro, che ci stanno dando una collaborazione in questo momento per portare avanti questo grande progetto. È un progetto enorme. Qualcuno ci scrive: ma quando lo lanciate? Quando lo lanciate, noi vorremmo lanciarlo domani, però ecco, le progettualità sono veramente tante e non si può fare dall'oggi al domani. Nonostante noi comunque avevamo già iniziato alcuni di questi progetti molto prima, quindi diciamo siamo facilitati da questo. Questo portale, per esempio, una cosa che posso già dire è che è un portale dove le strutture alberghiere, per esempio, non andranno a pagare la commissione, e questo praticamente darà due vantaggi. Una sicuramente per i gestori delle attività alberghiere, perché potranno trattenere il 100% dei guadagni, ma sicuramente anche per i viaggiatori, che troveranno un costo molto più ridotto. E questa è anche un po' una rivoluzione, L'ultima, perché l'ultimo dicevamo. assolutamente sì, stiamo cercando. Sì, scusami, ma ti sento male in questo momento. Sì. Ancora purtroppo una delle pecche nostre dell'Italia tutta, ma in particolare del Sud Italia, proprio sono le linee. Io spero che la pandemia, questo problema grave che ha afflitto un po' tutto il mondo, porti anche ad una maggiore consapevolezza che la tecnologia deve essere veramente, si deve puntare sulla tecnologia, cioè deve essere alla portata di tutti e in tutta Italia in questo caso, perché molto spesso qualcuno si dimentica che di qualche parte d'Italia, ecco, senza fare particolari polemiche. Volevo finire con l'ultimo punto e poi ti lascio parlare. Forse io sono molto quando comincio a parlare No, no, ma vado avanti, noi perché comunque abbiamo ecco, voluto, tu sai bene quanto. sì, arriviamo in Vai, ritardo per vai. questo. No, dicevo, abbiamo voluto oggi che facessimo un po' nuovamente chiarezza rispetto a quello che è il lavoro che sta continuando ad andare avanti, proprio perché 200.000, anzi abbiamo superato i 200.000, per cui nuovi amici fanno parte adesso del gruppo Io Compro Siciliano, ed è giusto aggiornare su quello che in questo momento accade nella parte organizzativa. Vorrei anche, approfittando, e poi tocchiamo l'ultimo punto e chiamiamo il nostro ospite di oggi, approfittando proprio di quello che era l'argomento di poc'anzi rispetto al grande gruppo di collaboratori che lavora e ogni giorno si spende per portare avanti il lavoro di Io Compro Siciliano. Proprio domani
abbiamo scelto, oltre all'ospite che avremo, che sarà un gestore di struttura recettiva a Catania, domani saremo a Catania, abbiamo deciso di dedicare una parte introduttiva ad alcuni dei moderatori del gruppo di Io Compro Siciliano, perché sin dall'inizio, un po' quello che avete fatto voi, avete dato la faccia, avete messo il vostro, io dico, sul tavolo, le vostre facce, il vostro lavoro, le vostre professionalità, e siete sempre andati avanti da un mese con le vostre facce. E allora noi anche domani vorremmo dare testimonianza a tutti gli amici che ci scrivono ogni giorno, anche chiedendoci consigli su come pubblicare, a volte magari chiedendo informazioni su come mai un post non è stato messo piuttosto che un altro, ma domani appunto alcuni degli amministratori saranno, dei moderatori saranno con noi e daremo faccia anche al meraviglioso gruppo di persone che fanno parte della squadra di Io Compro Siciliano. Tocchiamo l'ultimo punto. Sì, sì, io continuo a ringraziarli tutti. Andare a moderare una mole immensa di messaggi, di pubblicazioni che arrivano sul gruppo è veramente un lavoro pazzesco, un lavoro veramente intenso. Sì, prima di terminare e quindi lasciare la parola all'illustre nostro ospite di oggi, che tra l'altro arriva dalla mia Taormina. Io diciamo sono un taorminese acquisito, anche se non sono nato a Taormina, ma Taormina è il luogo in cui vivo, il luogo in cui ho anche una delle attività che svolgo. L'ultima dedicato al turista perché? Perché abbiamo realizzato, questa già è quasi pronta per essere lanciata sul mercato, anche perché questo strumento che si chiama Sicily City Pass, diciamo che è stato lanciato prima proprio della pandemia, a seguito di un film che è stato girato proprio in Sicilia, grazie anche al contributo nostro dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano. È un film che uscirà molto probabilmente a fine giugno, si aprono gli spazi aerei, perché proprio è un film che racconta la Sicilia, cioè l'esperienza che ha avuto uno dei attori più famosi al mondo, che si chiama Eugene, che viene in Sicilia con la famiglia e comincia a girare per le varie esperienze che puoi incontrare in questa Sicilia meravigliosa. E durante proprio questo film abbiamo lanciato la Sicily City Pass. La Sicily City Pass non è altro che uno strumento che permetterà al turista che verrà in Sicilia di accedere a più di 300 attrazioni nelle principali località siciliane, tra diciamo luoghi iconici, circuiti museali, perle nascoste, tour esperienziali, musei, insomma tutto ciò che è la Sicilia, garantendo anche al turista delle scontistiche su ristoranti, bar, lounge, insomma praticamente tutto è connesso nel progetto Io Compro Siciliano. E noi sappiamo comunque che realmente la Sicilia ha tantissimo da offrire, e questo permetterà appunto una fruizione migliore, una fruizione coesa all'interno di un'unica card, che sarà sia virtuale attraverso un'app che potrà essere scaricata sia su Apple sia su Android, ma anche cartacea, che i turisti che non si sono accaparrati questo pass virtuale prima di arrivare in Sicilia lo potranno acquistare un po' dappertutto. Ecco, questo in linee generali è tutto il nostro progetto. Direi veramente che abbiamo toccato, così come adesso si stava dicendo, tutti i punti, e quindi tutti siamo interessati a continuare a lavorare, a credere in questo meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano. Permettetemi, come sempre, di fare qualche saluto e chiamiamo il nostro ospite di oggi. Saluti da Pasquale Licausi, da Castelvetrano. Amalia Lopinto, buongiorno cara e felice giornata a voi.
Salvatore Gala, buona giornata, grazie del messaggio, vi auguro una buona giornata, grazie del video. Salvo Damiano Chef, buongiorno, buongiorno Salvo. Elisabetta Abate, buongiorno ancora. Dice servirebbe un elenco per le varie categorie. Chiara Seidita, Francesco Caravello, Ciccio, Francesco Caravello che ogni giorno, sapete, alle 18 è puntuale con il suo aperitivo social, sono tanti gli appuntamenti, lo abbiamo visto anche fuori porta, naturalmente sempre nel rispetto delle regole, e stiamo cominciando un po' quello che diceva poc'anzi l'ingegner Giorgiani, a vivere anche le esperienze esperienziali con Francesco, e domani tra l'altro penso che faccia una capatina con me perché vi presenteremo appunto alcuni dei moderatori e penso che Francesco faccia anche una capatina con noi. Chiara Seidita, buongiorno amici di Io Compro Siciliano, stamattina vi ho visto su Rai 3. Complimenti, rappresentate in maniera eccellente questo gruppo. Siamo con voi e sono sicura che grazie a voi e a tutti consolideremo Io Compro Siciliano nel tempo. Ancora Alvara Bertè, salve, sono di origine siciliana ma abito a Bergamo, ho chiamato per venire, mi hanno detto i bergamaschi, non è vero perché noi abbiamo sempre detto che Io Compro Siciliano non è regionalismo, questo l'abbiamo sempre sottolineato, anzi è il suggerire anche a tutte le altre regioni d'Italia a consumare, a preferire prima tutto quello che riguarda le aziende locali, l'economia locale, e poi guardare naturalmente alla nostra meravigliosa Italia. Questo sempre, e lo diciamo perché è importante. Ancora Maurizio Bologna, Rossana Vincifori, Io Compro Siciliano, la Sicilia è accogliente, il siciliano è accogliente perché parte di tutta l'Italia accogliente. L'accoglienza siciliana è il nostro prodotto da vendere, è identità. Tutto questo ci appartiene, vogliamo condividerlo con tutta l'Italia, è il mondo che proviene da Bergamo, da New York, da Roma, da ogni parte d'Italia e del mondo, perché io compro siciliano. Beh, questo è un messaggio che vogliamo dare proprio perché diciamo guardiamo alla nostra meravigliosa Italia, cerchiamo di risollevarci tutti insieme, ripeto, e l'invito è ad ogni regione di consumare principalmente i prodotti locali, guardare a quelle che sono gli artigiani, le eccellenze locali e poi pian piano guardare anche oltre. Bene, ingegner Giorgianni, noi abbiamo voluto fare un po' il punto della situazione, ma oggi sono veramente tanto felice. Felice perché abbiamo un ospite speciale, vive a Taormina. Lui è un chirurgo oncologo, è anche stato primo cittadino della città di Taormina. Sono felice di avere con noi il dottor Mario D'Agostino. Ecco qui, stiamo Buongiorno dottor D'Agostino. Buongiorno Cariusca. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Buongiorno. Buongiorno Giuseppe, ciao Davide, e saluto a tutti che ci sta ascoltando. Io spero che ci sentite bene. Assolutamente benissimo. Riuscite a sentire? Sì, sì, sentiamo molto bene. Sì, assolutamente. Volevo ringraziarla per aver accettato questo invito e oggi sentiremo un po' un racconto particolare perché lei appunto è un medico, è un chirurgo oncologo e mi piacerebbe che iniziassimo a parlare, prima poi di chiederle alcune cose perché lei ha vissuto nella Taormina, in questa Taormina vuota, e l'ha vissuta sotto tanti punti di vista, ma lo diciamo fra poco. Cominciamo invece a parlare di quello che è il suo lavoro. C'è stato in realtà un po' un rallentamento in questo periodo Covid che ha portato anche qualche a volte dura riflessione rispetto al periodo anche dagli altri punti di vista
e lei appunto ne parla come medico oncologo. Sì, sicuramente noi abbiamo vissuto un periodo strano a cui non eravamo pronti. È stato correttissimo da parte delle comunità scientifiche, dei governi, attuare una serie di rimedi per poter mantenere il contagio. Ma io non vorrei che con tutto questo poi si metta in ombra quello che sono altre importanti situazioni della salute dell'uomo. Noi parliamo certo di 250.000 morti nel mondo per Covid, ma i morti per patologia cardiovascolare sono 18 anni. In Sicilia abbiamo una percentuale elevata di patologia tumorale. E allora è correttissimo dare il giusto peso alla malattia virale. Ma attenzione, ci sono altre patologie molto più quotidiane per noi che rischiamo talvolta di trascurare. Dico, mettiamoci soltanto per un attimo nei panni di un soggetto con una patologia grave, qualunque essa sia, che nella fase 1 della pandemia si trova l'impossibilità ad accedere all'ospedale, alle strutture ospedaliere. Non si possono fare i controlli perché i laboratori e anche le strutture diagnostiche sono chiuse. Difficilissimo trovare il medico specialista. Insomma, il risultato di tutto questo è che al peso della patologia devi aggiungere un senso di sconforto, talvolta un senso di abbandono, senza poi sottovalutare il fatto che per alcune patologie il tempo è fondamentale. Tanto più noi riusciamo ad arrivare in tempo, tanto più abbiamo un maggiore risultato in termini proprio finali. E allora, sicuramente se c'è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato da un punto di vista puramente sanitario, è quella da un lato di dare le priorità, ma anche di poterci organizzare bene. Ad esempio, siamo stati nella necessità, noi come tanti altri ospedali, di dare il massimo della sicurezza al paziente che viene in ospedale e affronta tutto il periodo, dalla diagnostica fino alla terapia. Per cui al paziente che entra in ospedale si misura la temperatura, non ci sono i familiari accanto a lui per minimizzare il rischio, viene fatto il tampone Covid prima di alcune procedure e ancora, ad esempio, abbiamo la necessità di obbligare in alcuni percorsi fisicamente che sono appunto blindati. Tutto questo per quale motivo? Perché chi viene in ospedale deve sapere che il rischio di contrarre la patologia è minimo. E questo è l'aspetto importante. Non trascuriamo patologie che possono essere invalidanti per un rischio di contrarre un'infezione che oggi negli ospedali, parliamo del Covid, è veramente assurdo. Per cui il primo messaggio secondo me è questo. Non rischiamo per il timore di un contagio di sottovalutare la patologia importante che ogni individuo ha. Questa è la prima cosa più evidente. Dottor D'Agostino, io ho voluto... Sì, mi perdoni. Sì, no, dico, questo alla fine ci porta a una cosa abbastanza logica. È cambiato anche il modo di assistere il paziente. Noi diamo tutto per scontato, però Taormina è un ospedale in questo momento Covid-free, per cui possiamo essere sereni, ma a prescindere da questo è importante capire che l'organizzazione interna serve proprio a tutelare il percorso in tutte le sue fasi. E allora comincia la consultazione a distanza, diventa un elemento un po' più concreto rispetto a prima, o anche il semplice fatto che viene minimizzato il tempo di ricovero del paziente. Cioè, anche questi sono passaggi importanti che noi prima magari consideravamo elementi di secondo piano rispetto ad altro, e invece oggi sono importanti e non ce lo chiede il paziente soltanto, non ce lo chiede lo Stato, ce lo chiedono i familiari, perché sono ben consapevoli che tanto più tempo il paziente potrà essere esposto ad altre situazioni, tanto più diventerà ovviamente rischioso per lui la permanenza nelle strutture ospedaliere. È assolutamente importante. Abbiamo voluto iniziare questa intervista con lei, dottor D'Agostino, proprio da questo punto, perché vuole essere veramente un messaggio a tutti coloro che magari, così come diceva poc'anzi, per paura della pandemia hanno magari messo da parte quello che è un'esigenza fondamentale invece di tempistica rispetto alle proprie patologie.
Quindi mi è piaciuto proprio iniziare da questo, perché mi piace il fatto che muoviamoci in sicurezza, andiamo in sicurezza e soprattutto affrontiamo con ordine di importanza della nostra vita quelle che naturalmente riguardano le nostre problematiche. Dottor D'Agostino, ieri durante una nostra conversazione che anticipava l'incontro di oggi, mi è piaciuto moltissimo nel racconto. Lei mi diceva è stato anche sindaco della città di Taormina, e proprio in un periodo particolare lei mi raccontava di quanto poi lei ha vissuto una Taormina vuota, ma per motivi differenti. Ci vuole raccontare? Sì, quello è stato un periodo esaltante. Stiamo parlando dell'esperienza del G7, dove Sì. abbiamo avuto il raro privilegio di ospitare, e non succederà più probabilmente per il resto dei secoli, a Taormina e dunque in Sicilia, quelle che sono veramente non soltanto i grandi del mondo, ma le grandi potenze, perché l'indotto che c'è stato è stato impressionante. Io vorrei sottolineare però un concetto. Guardate, con Taormina è salita sul palcoscenico l'intera Sicilia. La gente all'esterno, guardando da fuori, tanto più ci allontaniamo dall'Italia, dall'Europa, tanto più questo concetto è vero, non vede i confini così definiti come li immaginiamo noi. Per cui Taormina coincide con il concetto di Sicilia, e noi per settimane, per mesi, siamo stati al centro dell'attenzione di tutti i media del mondo. Questa è stata una cosa straordinaria. Detto questo, quella è stata un'esperienza meravigliosa. Cosa ci ha lasciato in un primo momento? Abbiamo avuto una Taormina con le strade deserte, un silenzio quasi irreale, i monumenti vestiti di quella che è la loro naturalezza. E gli aggettivi che sono stati utilizzati in quel periodo erano una Taormina inedita, Taormina alternativa o addirittura una Taormina veramente suggestiva. Uno scenario identico l'abbiamo vissuto un mese fa a Taormina, stesso silenzio irreale, nessuno per le strade, però dico, in realtà noi abbiamo parlato di una Taormina desolante, spettrale, una città vuota. Le immagini sono assolutamente identiche, la differenza fondamentale è che nel primo caso noi avevamo al di là delle forti motivazioni di fare bella figura sul palcoscenico internazionale, Taormina aveva un'anima che era un'anima pura, pronta ad investire per il futuro. La Taormina di qualche settimana fa, e ora stiamo lentamente tornando alla normalità, è sembrata invece una Taormina in bianco e nero, non animata di colori più splendenti. E questo perché ovviamente, pur essendo un panorama uguale a quello che abbiamo visto, in realtà ci ha lasciato un po' di sconforto. E mi rendo conto che è stato un periodo veramente brutto, perché nel primo caso noi abbiamo investito, e attenzione, tutta la comunità ha fatto dei sacrifici anche per il G7. Dico, non è stata una passeggiata. Restrizioni della libertà individuale, non dico come per il Covid, ma ci sono state. Impossibilità a passeggiare, censimenti costanti, monitoraggio costante della polizia, dei 20.000 uomini della Guardia nostra nazionale, insomma, che sono state delle presenze quasi invasive in alcuni casi. Ma noi l'abbiamo accettato, perché è stato un investimento. Ecco, il G7 alla fine è stato un investimento. Noi in questo periodo avremmo dovuto avere i primi risultati importanti. Siamo stati sfortunati perché abbiamo tutti avuto paura del terrorismo e ci è arrivata invece addosso una tegola che è stata ben peggiore e soprattutto ci ha colti impreparati. Dottor D'Agostino, ma certo che ci risolveremo. Io volevo, lei poc'anzi stava descrivendo proprio questa Taormina vuota dapprima, però con i colori della Sicilia, perché Taormina rappresentava proprio la Sicilia accogliente, che poi è la Sicilia di noi tutti. Noi lo diciamo sempre, una Sicilia unita,
unita con le nostre diversità, perché poi siamo diversi e forse la bellezza sta proprio nella nostra diversità, nel territorio, nella gente, nelle nostre tradizioni che sono differenti ma sono comunque, parlano la stessa lingua. Beh, a me piacerebbe dipingere questa taormina che diceva poi chiaramente in questo periodo è stata una taormina in bianco e nero, mi piacerebbe cominciarla a dipingere con i colori della rinascita, con il colore dell'amore, con il colore della speranza e vorrei, dottor D'Agostino, lasciare proprio questa immagine di questa taormina colorata insieme a lei, un messaggio da lasciare al popolo di Io Compro siciliano. Beh, allora, diciamo che anche in bianconero Taormina è una bella città. A me piace sottolineare il fatto che se la Sicilia, se Taormina ha dei vantaggi, tutta la Sicilia ne guadagna. Noi non dobbiamo considerare la città come proprietà dei taorminesi. Questo è l'errore più grosso. Taormina è patrimonio dell'Italia, ma soprattutto della Sicilia, perché nel momento in cui noi abbiamo un incremento dell'indotto turistico, a cascata ne beneficiano tutti. Dico, ci sono degli studi infiniti su questo, e allora sarebbe un gravissimo errore lasciare che una situazione possa scivolare verso il basso. E allora non ci sono dubbi che noi, come tutte le altre volte, ci risolleveremo e saremo anche più forti perché avremo anche imparato di più. Dico, non dobbiamo anche considerare che dietro ogni situazione pesante ci possono essere anche delle opportunità. Per esempio noi con il G7 abbiamo imparato molto per una vendita online, perché c'è chi si è innamorato, tanti giornalisti, capi di Stato, e per un periodo c'è stato un incredibile incremento della vendita di prodotti siciliani. Per cui tutto sta semplicemente nel sapere costruire e non pensiamo che ci sono delle situazioni che sono irreversibili, perché noi sappiamo bene per la nostra storia siciliana come ogni volta che abbiamo toccato un momento di difficoltà la comunità si è saputa stringere ed è saputa rinascere più forte. Per cui da questo punto di vista tranquilli, diventerà nuovamente una Taormina a colori senza ombra di dubbio. È una Sicilia a colori. Noi, dottor D'Agostino, adesso siamo, ecco qui, Giuseppe Giorgianni nuovamente con noi. Noi volevamo ringraziarla innanzitutto per aver dato questo messaggio anche di conforto ripeto, a chi vive delle condizioni di vita giornaliere, magari in questo momento con grande, ancora di più preoccupazione, invece con la sua spiegazione adesso siamo anche più tranquilli e più sereni su come affrontare quelle che sono alcune problematiche legate alla propria salute, e poi ci ha descritto una città meravigliosa che è la città di Taormina, che rappresenta, così come lei diceva, poi questa una delle facce meravigliose della Sicilia. Io volevo dire domani passeremo a Catania, saremo con Gino Vitale, faremo un viaggio sul territorio con questo gestore di attività recettiva. Inizieremo il nostro appuntamento con alcuni dei nostri moderatori, così avremo ancora di più la possibilità di farci conoscere a tutto il popolo di Io Compro siciliano. Però, dottor D'Agostino, lei in questo momento è posizionato in quella che è la posizione perfetta. Rimanga lì. Giorgianni, venga avanti, per favore. Venga avanti, venga ancora un po'. Ok. Dottor D'Agostino, ormai Giorgianni lo sa, perché insomma per me è un punto, cioè il grazie iniziale e il saluto finale. Mi raccomando a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, questo pomeriggio ore 18 aperitivo social, ma sentite, dottor D'Agostino, ingegner Giorgianni, chiudiamo così. Io compro siciliano. Siciliano.
Sì, no, il dottore siciliano. no, Giorgianni, aspetti perché non ho sentito il dottore. Dottor D'Agostino, è pronto? Perché se no non possiamo chiudere, la regia non mi chiude la puntata. Io compro siciliano. Grazie dottor Mario D'Agostino, grazie ingegner Giorgianni, ci vediamo domani, questo pomeriggio aperitivo social. Mi raccomando, sempre io compro siciliano. Buona giornata. A domani!